essere. Picchiati e rapinati in casa per pochi euro, notte di terrore per due anziani residenti nelle campagne del Rodigino. I coniugi sono stati aggrediti e rinchiusi nel magazzino di casa. Le ricadute politiche della tragedia di Genova, dibattito sulla nazionalizzazione della rete autostradale. Intanto Salvini appoggia la proposta di Zaia di una holding del nord-est. Dopo il crollo di Genova, verifiche sulle strutture venete, prove di carico sul ponte lesionato della strada regionale del Santo a Borgorico, sabato ponte chiuso e deviazioni. Investito da un'auto mentre cammina in mezzo alla strada, tragedia nella notte a Castrette di Villorba, 38enne muore durante il trasporto all'ospedale di Treviso. La Digos della Questura di Verona ha denunciato un 21enne per l'aggressione dell'11 agosto alla coppia gay in piazza Bra, al vaglio la posizione degli altri ragazzi del branco. Emergenza West Nile, cresce l'epidemia e Padova la provincia più colpita del Veneto, disinfestazione oggi all'Arcella e a Torreglia. Il comune dispone una disinfestazione straordinaria. In arrivo piogge e temporali in tutto il Veneto nel weekend, temperature in picchiata, allerta gialla, poi da lunedì tornerà il sole. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'avete sentito la cronaca con l'ennesimo caso di rapina in casa. Due anziani coniugi sono stati rapinati nella loro abitazione per pochi euro nella notte a Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo. Tre banditi a volto coperto hanno fatto irruzione nell'abitazione degli anziani in via Dosso. I malviventi, dopo aver aggredito i coniugi che hanno 76 e 71 anni, li hanno rinchiusi in un magazzino vicino all'abitazione, poi sono fuggiti a piedi nelle campagne portando via alcuni monili in oro e 250 euro in contanti. Sulla rapina indagano i carabinieri. In seguito all'aggressione marito e moglie sono stati medicati all'ospedale di Trecenta per alcune contusioni riportate, contusioni fortunatamente lievi. E dalla cronaca alle ricadute politiche della tragedia di Genova, dibattito sulla nazionalizzazione della rete autostradale. Intanto il ministro Salvini appoggia la proposta di Zaia di una holding del nord-est. Sentiamo. Le divisioni politiche sulla nazionalizzazione della rete autostradale e ancora l'appoggio del ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ipotesi di holding autostradale del nord-est avanzata dal presidente del Veneto Luca Zaia. Infine Atlantia, la società che fa capo alla famiglia Benetton, pronta a chiedere al governo i danni per le ricadute in borsa delle loro esternazioni successive al crollo del ponte Morandi. Il disastro di Genova sta producendo conseguenze a non finire. Gian Antonio D'Arè, segretario della Liga Veneta, prende le distanze da Zaia e si dice favorevole a una statalizzazione. Il governatore sul tema era stato molto prudente. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Zaia incassa invece da Salvini l'appoggio dell'idea di creare una holding autostradale del nord-est, rilanciata a più riprese dal governatore. Per Salvini i vertici di Atlantia ancora non si rendono conto della gravità di quanto è successo. Lo dice commentando la presa di posizione del CDA della società, che ha avviato verifiche sull'impatto che avrebbe un'eventuale revoca della concessione e sugli effetti delle ripetute esternazioni del governo. Gli investimenti di Autostrade per l'Italia sulla rete controllata sono al vaglio dell'ANAC, mentre viene presa in seria considerazione l'ipotesi di ingresso della Cassa Depositi e Prestiti in una holding che i Benetton già ipotizzavano di aprire a nuovi soci. E della questione autostradale, nazionalizzazione o meno e poi rimborsi alle vittime, abbiamo sentito l'opinione dei padovani. Più Stato nelle opere pubbliche, che faccia però sul serio e con competenza da socio controllore nella gestione di edifici, manufatti, ferrovie, autostrade. I Benetton aprano di più la cassaforte, così come detto dal Premier Conte di fronte all'offerta di 500 milioni di indennizzo alle vittime del crollo del ponte Morandi e al danno di immagine subito dal Paese. Preferirei che lo Stato si interessasse della cosa pubblica,
di questa che potrebbe essere una cosa pubblica e non voglio dire, lasciare in mano delle persone che potrebbe poi succedere quello che è successo. Saremmo più garantiti? Ma secondo me sì, perché c'è meno passaggi, allora essendo diretto dovremmo essere un po' più tutelati. Secondo lei in questo momento la famiglia Benetton cosa dovrebbe fare? Guardi, la famiglia Benetton secondo me colpe ne ha pochissime, perché loro, avendo dei responsabili, presumono sempre che i responsabili facciano i lavori. Devono subito intervenire loro e secondo me devono metterci la faccia proprio loro, non mandare i responsabili ma metterci loro la faccia. Hanno offerto 500 milioni. 500 milioni secondo me sono un po' pochini per autostrada, per i morti, queste cose qua, anche perché se l'autostrada rende 2 miliardi e mezzo. Certo, tornare indietro è un po' difficile e non vorrei che si venisse a creare un altro carrozzone, visto anche l'ANAS che risultati negativi ha fatto. Bisognerebbe studiare una via di mezzo. Chi ha controllato le autostrade? Lo Stato, giusto? Quindi già controllato male, dovremmo andare, sicuramente non sarebbe meglio per me. Secondo lei la famiglia Benetton che cosa dovrebbe fare in questo momento? Sono commenti difficili da fare, quindi... È più sconcertato o deluso da quello che è successo? Schifato è il termine giusto. E proseguono i controlli sulle infrastrutture venete dopo il crollo di Genova. Prove di carico sul ponte lesionato della strada regionale del Santo a Borgoricco. Sabato ponte chiuso per 3 ore. Sentiamo. La strada regionale del Santo rimarrà chiusa sabato mattina dalle 6 alle 9 dallo svincolo di Borgoricco a quello di Campo San Piero. Per i veicoli provenienti da Padova l'uscita obbligatoria sarà a Borgoricco, mentre per quelli provenienti da Castelfranco l'uscita dalla nuova statale del Santo sarà a Campo San Piero. Tutto risale ad alcuni mesi fa, quando un camion con il cassone ribaltabile alzato aveva colpito una parte del ponte danneggiandolo. Ora le prove di carico e subito dopo verranno appaltati i lavori di ripristino della trave lesionata, che presenta numerose crepe visibili a occhio nudo. Tempi previsti per i lavori circa 20 giorni. E paura nel pomeriggio di oggi nel Bellunese per un enorme masso che si è staccato ed è caduto sulla strada provinciale 24 della Valparola. Fortunatamente nessun veicolo né persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento di Cortina. Andiamo ora nel Trevigiano, tragedia nella notte a Villorba, travolto da un'auto sulla Ponte Bana, è morto un 38enne. Stava attraversando a piedi la Ponte Bana Castrette di Villorba all'altezza della Italcar. Abdel Fattah Oudate, 38 anni, cittadino marocchino da anni trasferitosi nella Marca, è stato travolto da un'auto condotta da un 44enne di Giavera del Montello. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Soccorso dai sanitari del 118, è stato caricato sull'ambulanza per essere trasportato all'ospedale Cafoncello, ma non ce l'ha fatta, è morto durante il trasporto. La dinamica della tragedia è ora al vaglio dei carabinieri. Quel che è certo è che il 38enne, quando è stato travolto, si trovava in mezzo alla strada, probabilmente stava attraversando per raggiungere l'hotel dove da qualche tempo alloggiava assieme al fratello, dopo aver lasciato il comune di Zero Branco dove la famiglia risiedeva fino al 2002. L'utilitaria, che procedeva in direzione Spresiano, se l'è trovato davanti all'improvviso ed il conducente non è riuscito ad evitarlo. Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. A Malo, ora nel Vicentino, dove torniamo ad occuparci della vicenda dell'assessore leghista di fede musulmana. La sua azione di entrare con un carro attrezzi per sgomberare nel campo Rom ha suscitato moltissimo clamore. Oggi siamo andati nuovamente a sentirlo. Nuovi eroi, serviva un islamico per scacciare i Rom, ha titolato il giornale Libero in apertura della prima pagina. Quello che il quotidiano definisce nuovo eroe è lui, 29 anni, assessore di Malo, segretario della sezione locale della Lega, attivista e seguace del Carroccio da quando di anni ne aveva 15, figlio di una donna del Marocco da cui ha ereditato la religione, o meglio quello che lui definisce un credo.
Non mi vergogno per niente di esserlo, nel senso che comunque mia mamma è da là, rispetto le leggi come rispetto a qualsiasi italiano, sono nato in Italia, vivo in Italia, ho studiato in Italia, ho fatto qualsiasi cosa in Italia, non ho nessun problema, anzi la gente mi prende per Moreno Marsetti, per assessore alla sicurezza, allo sport, protezione civile e altre deleghe, e mi prende per quello che sono, non per la religione. Non guardiamo la religione, secondo me la religione è una cosa che non deve essere, è un credo, quindi ognuno pensa e crede a quello che vuole. Non è stupito dell'attenzione che i media gli hanno riservato in queste ore dopo l'azione contro i Rom. Queste persone impedivano l'uscita dai passi Carai e comunque erano in un atteggiamento anche di proprio campeggio, e abbiamo applicato quello che è il regolamento comunale, l'articolo 35. E davanti alla presa di posizione del leader del suo partito, che in merito alla festa del sacrificio ha parlato di bestie uccise senza pietà, Marsetti si schiera al fianco di Salvini. Salvini penso non abbia puntato il dito sulla festa del sacrificio, che è un credo loro, ma penso sia stato puntato il dito sul modus operandi di come hanno comunque applicato e fatta sta festa, nel senso che ci sono dei regolamenti ben chiari anche a livello igienico-sanitario sull'abbattimento degli animali, e quindi vanno rispettati. Prossimo obiettivo nel mirino del suo assessorato, le baby gang. Io penso che c'è bisogno proprio del pugno di ferro, bisogna cominciare a fare anche già dalle giovani età, a far rispettare quello che è un regolamento, che sia anche a casa un buon regolamento di casa, una buona educazione, il rispetto verso gli altri. I cittadini animali cercano e vogliono rispetto. La Digos della Questura di Verona ha identificato e denunciato il responsabile dell'aggressione omofoba ad una coppia gay avvenuta la sera dello scorso 11 agosto a Verona, in Piazza Bra. Si tratta di un 21enne di nazionalità romena ma residente a Verona, con numerosi precedenti di polizia per minacce e lesioni in ambito di bullismo, ingiuria, estorsione e rissa. Per lui è scattata la denuncia. Al vaglio della Procura scaligera anche il comportamento degli altri ragazzi del gruppo, tutti identificati ed incensurati. L'aggressione avvenne appunto lo scorso 11 agosto nei confronti di un 52enne ed un 22enne residenti in provincia di Verona, uniti in matrimonio in Spagna. I due stavano passeggiando tenendosi per mano ed erano stati prima pesantemente insultati per il loro orientamento sessuale, poi la provocazione era culminata con uno schiaffo al volto del più giovane della coppia, che in seguito si era recato al pronto soccorso e poi aveva sporto querela. Rimpatriata oggi la salma della 14enne vittima della tragedia di Torre di Mosto. La Procura di Venezia non ha richiesto l'autopsia ma ha chiesto una perizia sull'incidente stradale che le è costato la vita. Sentiamo. La salma di Sinziana Remina Todoran è partita questo pomeriggio per il suo ultimo mesto viaggio verso la Romania, suo paese d'origine, dove domenica a Petrosciani saranno celebrati i funerali. La ragazzina di appena 14 anni è morta sabato scorso per le gravi ferite riportate nell'uscita di strada dell'auto guidata dalla zia 22enne, rimasta lievemente ferita, e su cui la giovanissima vittima viaggiava come passeggera sul sedile anteriore. L'incidente è accaduto attorno alle 19 a Torre di Mosto, in via Staffolo, tratto della provinciale 57, a poche centinaia di metri da dove risiedeva la ragazza, che stava trascorrendo le vacanze estive con la mamma Dorina, badante in quel comune del Veneto orientale. Zia e nipote stavano rientrando da una giornata spensierata trascorsa al mare, quando all'improvviso la prima ha perso il controllo della vettura che si è capovolta nel fossato a bordo strada. La Procura di Venezia ha disposto accertamenti irripetibili sulla dinamica del tragico incidente per stabilirne con esattezza modalità e cause e ha nominato come proprio consulente tecnico l'ingegner Maurizio De Valentini. Il conferimento dell'incarico avverrà il 13 settembre alle 9:30 negli uffici della Procura veneziana. Amavamo Sinziana più di ogni altra cosa al mondo, hanno detto ai genitori della ragazza, chiusi in un dolore straziante e senza fine. Torniamo ora a parlare dell'emergenza West Nile. Si allarga l'epidemia ed è Padova la provincia più colpita del Veneto. Disinfestazione oggi all'Arcella, ma anche il comune di Torreglia, dove si è verificato uno dei casi, ha disposto una disinfestazione straordinaria. Sentiamo.
5 morti in Veneto e un numero di casi doppio rispetto al 2017. Il virus West Nile colpisce duramente anche Padova, dove si è registrato l'ultimo decesso. A San Bellino, dove viveva il 91enne, il comune ha effettuato una disinfestazione straordinaria notturna. Altre 2 ne sono previste nei quartieri Palestro e Sacra Famiglia, dove altre 2 persone risultano contagiate, ma già in via di guarigione. A San Bellino residenti soddisfatti della disinfestazione, ma chiedono più informazioni e nuovi interventi. C'è di tutto, c'è tante zanzare, c'è di tutto sui giardini, veramente. Io non ci vado. Non me ne sono nemmeno accorta. Mi ha avvisato mio figlio all'ultimo momento di chiudere le finestre, che non avevo sentito gli avvisi. Penso che sia una cosa fatta bene, speriamo che serva. Intanto nel quartiere rimangono però zone di verde pubblico con l'erba molto alta, proprio a 2 passi da dove è passata la disinfestazione. Il timore è che le zanzare proliferino anche lì. Elemento da sul coso Guardi, sul parco Guardi. E lì com'è la situazione del verde? Ci sono ancora gli alberi caduti sopra i giochi dei bambini, ancora non è stato fatto niente. Beh, pienamente d'accordo sulla disinfestazione, poi sono interventi diversi. Credo che dovrebbero essere fatti altri interventi anche, quello sì, poi l'erbaccia è un'altra cosa. Ancora cronaca, andiamo a Bassano, trova una bomba a mano, residuato bellico della prima guerra mondiale nel giardino di casa. Sentiamo. No, guarda. Eccola. Vedi, niente di straordinario. Comunque è una bomba? Presumibilmente una SIPE, una bomba a mano della prima guerra mondiale. Era in dotazione agli Arditi, a un raggio d'azione di 30 metri. A ritrovarla, o meglio a inciamparci sopra il nipote di 6 anni della signora Maria Elisa, che risiede in via Santissima Trinità a Bassano. E se va a inciampare su un filo, e mi lo tira sul filo e è venuto su sta bomba. Maria Elisa ha avvisato le forze dell'ordine, in giornata all'arrivo della polizia locale che ha delimitato la zona. Nelle prossime ore l'intervento per la verifica e il disinnesco. Piccola, ma ha detto che si carica ancora, ecco. Una grande paura per la famiglia. La signora, dopo la scoperta fatta dal nipotino, ha spostato l'ordigno. Il bimbo gioca abitualmente sul greto di questo canale in secca. Vede un sasso grosso là. Si vede che sta fermata quel sasso là. Però una volta l'Erio era alto quasi mezzo metro più di adesso. Ha una fuori forza perché avendo sbassato continua a pulirsi. Mai e poi mai si sarebbe aspettata di trovarsi a tu per tu con una bomba di questo tipo. Ripensandoci a mente fredda, il rischio corso fa venire i brividi. Avventura a lieto fine per un nonno napoletano sceso dal treno a Padova, cercava la famiglia del figlio che però era in vacanza, malato, è stato preso dal panico ma lo hanno aiutato gli agenti della Polfer. Sentiamo. Gli mancava la famiglia di suo figlio, i nipotini. Avrebbe voluto passare qualche giorno con loro a Rimini, dove vivono, così è partito col treno mercoledì mattina da Somma Vesuviana, Napoli, dove risiede, ma una volta a Rimini gli è venuto in mente che il figlio era in vacanza in Croazia. L'uomo, un 64enne che soffre di una lieve forma di demenza senile, ha quindi preso un altro treno. Forse puntava ad arrivare davvero oltre confine, ma una volta giunto a Padova, non si sa perché, è sceso in stazione e non è più riuscito a orientarsi. Chiamato al telefono il figlio, questi ha contattato la polizia ferroviaria. Gli agenti hanno trovato l'anziano vicino all'edicola dei giornali. La situazione non era facile da risolvere, né il figlio che era in Croazia e nemmeno altre persone potevano raggiungerlo in breve tempo. Solo in serata un conoscente, residente a Rimini, ha dato la disponibilità a ospitare il 64enne napoletano per il tempo necessario in attesa che suo figlio lo raggiungesse. Sono stati gli agenti della Polfer di Padova ad accompagnare l'anziano malato fino a Bologna, dove si era intanto fatto trovare il conoscente del figlio. Il suo viaggio in treno da sud a nord finiva quindi a Rimini. Il 64enne si è detto pronto a ripartire per la Croazia, ma stavolta col figlio per stare con la sua famiglia, di cui, ha detto agli agenti in treno, sentiva tanto la mancanza. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Andiamo ora a Venezia, dove il ponte dell'Accademia si prepara ad offrirsi in tutto il suo splendore. Sentiamo.
In 12 ore, dalle 17 del 24 agosto alle 5 del 25, a Venezia sarà eseguito un lavoro che per le sue caratteristiche normalmente richiederebbe 10 giorni di tempo. Un'operazione di ingegneria edile unica al mondo: togliere i ponteggi esterni e scartare il ponte dell'Accademia, il secondo più importante della città lagunare, in una notte. Dopo quasi 11 mesi di lavori, il restauro da quasi 2 milioni di euro, finanziato interamente dal colosso bellunese dell'occhialeria mondiale Luxottica Group, è terminato e il Comune di Venezia potrà riconsegnare alla città il ponte in tutto il suo antico splendore. Le operazioni per rimuovere il cantiere impiegheranno 40 fra tecnici e operai che lavoreranno per tutta la notte fino all'alba di sabato, quando ponteggi, pensiline, armature e pannelli in legno saranno solamente un ricordo. 400 ore di lavoro concentrate in una notte, durante le quali verranno smontati 600 quintali di materiale per un totale di 14.500 pezzi che verranno poi caricati in 5 barconi. Il restauro parla veneto, così come veneta è l'azienda incaricata dell'impresa, la stessa che ha progettato e montato i ponteggi lo scorso ottobre, quando è partito il cantiere. Quello dell'Accademia è un ponteggio progettato ad hoc per il ponte veneziano per ridurre al massimo l'impatto del cantiere incastonato tra il Canal Grande e i palazzi veneziani e che, nonostante i lavori, ha continuato ad essere uno dei monumenti più frequentati e fotografati dai turisti di tutto il mondo. Un'opera di ingegneria che è stata possibile grazie al lavoro di un team tutto trevigiano che consente di riconsegnare alla città il manufatto entro il 2 settembre, giorno della regata storica, quando il corteo delle barche potrà transitare proprio sotto il ponte restaurato. È il regalo di Treviso alla città più bella del mondo. Dopo un periodo di tempo stabile con l'anticiclone delle Azzorre che ha portato le temperature al di sopra delle medie del periodo, entro domani l'alta pressione inizierà a cedere. Un attivo fronte freddo transiterà sul nord Italia tra sabato e domenica, causando un episodio di marcato maltempo associato ad un sensibile ma temporaneo calo termico. Sulla base delle previsioni meteo emesse da ARPAV, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio, dichiarando lo stato d'attenzione valevole fino alle 8 di sabato 25 agosto. Fino alle 14 di domani la fase operativa d'attenzione è limitata ai bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garda e Monti Lessini. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario di temporali forti. Fino alle 14 di domani è stato dichiarato anche lo stato d'attenzione rinforzata per l'area bellunese di Borca di Cadore. Ed ora gli spettacoli. Verdi Opera Night, serata evento domenica sera all'Arena di Verona dedicata al grande compositore di Busseto. Un grande omaggio ad uno dei più grandi geni della lirica, una celebrazione con una serata evento all'Arena di Verona. Verdi Opera Night andrà in scena domenica prossima, 26 agosto, ultimo appuntamento nel cartellone del 96esimo Opera Festival. Verdi è il genio nostro, insomma, con Aida, che è la grande opera, insomma, dell'Arena di Verona, ormai la più rappresentata e la più amata dal pubblico. Quindi è doveroso un omaggio, anche perché avevamo questa serata, quando sono entrata, questa serata libera dove si doveva costruire un contenuto, e io ho pensato, anche sulla scia della mia propria esperienza degli anni 90, quando con Placido Domingo si facevano i 3 atti d'opera, dove lui era protagonista di tutti e 3, ho pensato di riproporre questo in chiave diversa, cioè con 3 cast completamente diversi, unendo come sempre i grandi nomi con i giovanissimi debuttanti. Sul palco il maestro Andrea Battistoni dirigerà l'orchestra della Fondazione Arena con un cast di livello internazionale e 16 stelle della lirica che si alterneranno sul nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona con i brani più celebri dell'opera verdiana. Avremo il secondo atto di Rigoletto, il terzo atto di Trovatore con la famosa Pira e l'ultimo atto per finire proprio in bellezza, l'ultimo atto di Traviata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi peggiorerà per l'arrivo di una perturbazione, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile un po' su tutti i settori, con temporali frequenti e localmente anche forti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 26 e 34 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, con ampio soleggiamento ovunque. Entro sera però peggiorerà su tutti i settori, con rovesci via via più diffusi. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima mattinata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio precipitazioni temporalesche via via più diffuse sulla nostra regione e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.